Signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, signor Presidente della Regione, signor Sindaco, un saluto a tutti i presenti, ai sindaci presenti. Vorrei ringrazio il Presidente del Consiglio regionale per l'invito e per la possibilità di prendere la parola in questo Consiglio regionale straordinario. È un saluto e un ringraziamento esteso anche ai consiglieri regionali in questa occasione così rilevante e così avvertita non soltanto in Friuli ma in tutta Italia. Abbiamo visto nel filmato poc'anzi e ascoltato nelle parole fin qui espresse il quadro che si è verificato 50 anni or sono, quelli trascorsi dalla tragica sera del 6 maggio, quando questa regione fu devastata da un terremoto, come è stato detto, di una violenza inimmaginabile, la più forte per il nostro Paese nel secolo. La tremenda scossa iniziale si prolungò per 60 interminabili secondi, come molti qui ricorderanno. Dalla media valle del tagliamento si radiò in modo distruttivo un moto che investì oltre 100 comuni delle province di Udine e Pordenone, seminando morte, abbattendo case e fabbriche, radendo al suolo vaste parti degli abitati di Gemona, Folgaria, Osoppo, Venzone, Maiano, Trasaghis, Tarcento e ancora di altri centri e di altre frazioni. Come è stato ricordato, e non posso non sottolinearlo anch'io, quasi 1000 le vite improvvisamente falciate. La morte, le grida soffocate, le macerie entrarono nella testa e nel cuore e si conficcarono negli animi. Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra. E delle guerre del Novecento qui si aveva memoria viva, incisa nei luoghi, nelle montagne, nel racconto degli anziani sopravvissuti, quelli che non erano emigrati, che avevano sopportato difficoltà, anche ristrettezze, per continuare a vivere vicino alle proprie radici. Oltre 100.000 persone rimasero senza un tetto quella notte. Chi ha vissuto quel dolore, molti qui presenti, chi ha memoria diretta di quei giorni di terrore e disperazione, chi ha preso parte da bambino o già da adulto al lungo, faticoso cammino della ricostruzione, sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, bensì di un evento che ha segnato la storia di questi territori e di queste comunità e dell'intera Italia. Ne hanno piena consapevolezza anche i friulani nati dopo il sisma del 76. A quella stagione, a quegli anni, a quel contesto di desolazione e di preoccupazione, le dirigenze dell'epoca, le popolazioni seppero, come è stato già sottolineato da chi è intervenuto, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Regione, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio regionale, hanno posto determinazione e grande energia, quella di una volontà di vita che ricomincia, attingendo al seme della cultura e del carattere della gente friulana. Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat e che quella sera e poi di nuovo nel settembre successivo sembrò schiacciare il futuro. Fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento, con la tenacia, con il lavoro, con l'impegno delle comunità. Quei comuni, Gemona, Folgaria, Osoppo, Venzone, Maiano, Trasaghis, Tarcento
e gli altri borghi vennero ricostruiti, come abbiamo più volte detto questa sera, dove erano e com'erano. Esempio di testimonianza del valore della stratificazione storica dei nostri centri abitati per la identità degli italiani e delle loro comunità. Ricominciarono e furono protagonisti dei tempi nuovi. La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani, di tutti gli italiani, e la presenza concomitante oggi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio rinnova quel sentimento. Anzitutto, dalle primissime ore dopo la scossa più devastante, vi fu una mobilitazione generosa dei militari dell'esercito e dei vigili del fuoco. La dedizione di tanti uomini in divisa e le loro forze spese fino all'ultimo grammo di energia hanno salvato vite, curato feriti, contribuito a infondere fiducia e coraggio. Un senso di fraternità che espressero anche tanti giovani, accorsi per prestare aiuto nei paesi e nelle campagne di un territorio che i più neppure conoscevano. Il nostro Paese conserva formidabili risorse morali di umanità e di senso di unità che sa esprimere nei momenti più difficili. Prezioso patrimonio sociale e civile. È accaduto in Friuli, era già accaduto prima altrove e questa storia generosa si è sovente riproposta. Come è stato ricordato, dopo le scosse di maggio, nel settembre di quel 76, un durissimo nuovo colpo azzerò parte del lavoro fatto in estate. Ma le comunità colpite non se ne fecero travolgere. Lo esprime un bel detto friulano molto noto, che io non ripeto per rispetto della pronunzia della lingua friulana. Il senso di quel detto è che la devastazione materiale non ha neppure scalfito la roccia, vale a dire la tenacia, la profonda identità delle genti friulane. La rete delle autonomie locali, forma di democrazia partecipativa vissuta con orgoglio, un rapporto nuovo con le istituzioni nazionali hanno contribuito a costruire quel che poi è stato chiamato modello Friuli. Ricordo anch'io il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, 10 anni fa. 10 anni fa, signor Presidente del Consiglio regionale, in occasione del 40° anniversario, era qui, tra noi. E desidero, ripeto, ricordare la figura con riconoscenza. Si trovò a sperimentare in questo contesto inedito e in una situazione di profonde difficoltà una modalità nuova di relazione tra apparati pubblici, rappresentanze locali e forze sociali. Quel lavoro, come è stato poc'anzi sottolineato dalla Presidente del Consiglio, ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la costituzione della Protezione Civile italiana, modello apprezzato ovunque. Non soltanto servizio nazionale, dotato di strumenti e di professionalità progressivamente sempre più elevati, ma rete operativa con gli enti locali e con il volontariato, con l'obiettivo anche della prevenzione come compito distinto dalle attività emergenziali di soccorso. Di fronte alle sfide della natura, non limitarsi quindi alla mitigazione degli effetti delle calamità, ma per quanto possibile prevenirle, con azioni attente agli equilibri degli ecosistemi e a quanto è realizzato nei secoli dall'uomo nel trasformare i territori. Sono tante le persone che meriterebbero di essere ricordate in questa occasione, per quel che hanno fatto e per il percorso che sono state capaci di aprire. Accanto a Zamberletti, per tutte, ricordo anch'io il Presidente della Regione di allora, Antonio Comelli, il suo
e il suo successore, Adriano Biasutti, che possiamo collocarli in maniera emblematica ma concreta all'inizio e alla conclusione del percorso di ricostruzione. I buoni risultati della ricostruzione, sono diventati elementi propulsivi dello sviluppo economico e sociale nei decenni successivi. L'economia del Nord-Est, nel suo complesso, agevolata anche dall'essere più inserita nelle vie di comunicazione verso il centro del continente, ha avuto nel Friuli uno dei suoi motori più attivi e determinanti. Queste terre ferite nel 76 hanno conquistato un ruolo di rilievo. Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione. Ricorrono in questo 2026 160 anni dalla riunione all'Italia del Veneto e dello storico territorio del Friuli. Anni in cui le virtù patriottiche di queste contrade hanno tanto offerto al nostro Paese. Nell'80° anniversario del voto che volle la Repubblica e diede origine alla sua Costituzione, oggi qui a Gemona, nella solenne cornice del Consiglio regionale, insieme agli amministratori locali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del volontariato, in una terra e di fronte a un popolo capace di affrontare le avversità, di rialzarsi, ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati. Mattarella e Meloni a Gemona per la commemorazione del 50° del terremoto del Friuli. Il presidente: qui nacque la resilienza, dopo il dolore prevalse l'orgoglio, i friulani reagirono, dice la Premier. Vertice fra il general manager della Pallacanestro Trieste Arcieri e il sindaco di Piazza, al centro i contributi per la gestione del palazzetto, incognita sul futuro sportivo, dopo Cremona l'incontro definitivo. Nuovo deferimento per la Triestina, stavolta legato all'attuale gestione. Nel mirino della Procura federale gli amministratori delegati per il mancato deposito della documentazione entro i termini. In casa aveva una serra per coltivare marijuana, 9 le piante scoperte, 42enne triestino arrestato dai carabinieri di Borgo San Sergio. Sono pronti alla protesta e a scioperare nel caso in cui gli stipendi arretrati non arrivassero entro venerdì, come promesso dall'azienda. I lavoratori Startec si sono riuniti oggi in assemblea. Preoccupa la situazione di Suez alla quale siamo legati. Il canale sta lavorando solo al 30%, così il numero 1 del porto, Marco Consalvo, che però assicura per ora il sistema regge bene. Il fenomeno delle truffe è affrontato attraverso uno spettacolo teatrale per aiutare i cittadini a riconoscerle e difendersi. A Teatro Bobbio arrivano Maxino e Furian con Truffa Academy. Buonasera dal telegiornale di Tele4, giornata di commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno partecipato alla cerimonia insieme alle autorità locali e a tanti cittadini. Il presidente della Repubblica ha tenuto il suo discorso al Consiglio regionale a Gemona. Sentiamone un estratto. I buoni risultati della ricostruzione sono diventati elementi propulsivi dello sviluppo economico e sociale nei decenni successivi.
L'economia del nord-est, nel suo complesso, agevolata anche dall'essere più inserita nelle vie di comunicazione verso il centro del continente, ha avuto nel Friuli uno dei suoi motori più attivi e determinanti. Queste terre ferite nel 76 hanno conquistato un ruolo di rilievo. Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione. Ricorrono in questo 2026 160 anni dalla riunione all'Italia del Veneto e dello storico territorio del Friuli. Anni in cui le virtù patriottiche di queste contrade hanno tanto offerto al nostro Paese. Nell'80° anniversario del voto che volle la Repubblica e diede origine alla sua Costituzione, oggi qui a Gemona, nella solenne cornice del Consiglio regionale, insieme agli amministratori locali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del volontariato, in una terra e di fronte a un popolo capace di affrontare le avversità, di rialzarsi, ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati. E il Friuli trasformò la tragedia del sisma in un modello di ricostruzione, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Gemona per il 50° del terremoto del Friuli. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli, ovvero il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi. Un modello che nasceva da intuizioni semplici eppure brillanti, così visionarie per l'epoca da essere ancora efficaci oggi. 50 anni fa un rombo d'inferno attraversava questa terra meravigliosa, una calamità dalla forza mai vista prima, fermò la vita di quasi 1000 persone e in molti nel buio di quella notte pensarono che dalle viscere delle montagne si fosse risvegliato il leggendario Orcolat e che per 59 interminabili secondi avesse deciso di far sentire il proprio urlo, lasciando dietro di sé morte e distruzione. Il tempo della paura e il tempo del dolore fu breve, perché ci fu un altro sentimento che immediatamente si fece largo nel cuore dei friulani, e quel sentimento era l'orgoglio, dove in molti si sarebbero sentiti sconfitti, sarebbero stati vinti dal lutto, dalla disperazione. I friulani no. I friulani fecero la propria mossa. I friulani decisero di sfidare l'Orcolat. Come dicono i latini, verba movent exempla trahunt. Le parole muovono, ma gli esempi trascinano. Fu l'esempio dei friulani a trascinare quegli italiani, e sempre i friulani risposero a quell'incredibile atto d'amore con parole che allora apparvero sui muri e sono apparse anche sul video di oggi. Il Friuli ringrazia e non dimentica, ma oggi sono di fatto scolpite nella storia e nella memoria della nostra Repubblica.
Torniamo a Trieste, oggi primo faccia a faccia tra il general manager della Pallacanestro Trieste, Mike Arcieri, e il sindaco Roberto Di Piazza. Al centro i contributi per la gestione del palazzetto, bocche cucite invece su un presunto confronto per il futuro della realtà sportiva nel capoluogo regionale. Dopo la partita con Cremona, l'incontro definitivo fra Pallacanestro Trieste e Comune. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Vertici in comune fra il sindaco Roberto Di Piazza, l'assessore allo sport Elisa Lodi e il general manager della Pallacanestro Trieste, Michael Arcieri. Un incontro sul tema della tranche dei contributi destinati alla società sportiva per la gestione del palazzetto nella stagione 2025-2026, i 342.000 euro che il comune aveva congelato in attesa di ricevere la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica e finanziario per la gestione della prossima stagione. Ma l'incontro è durato pochissimo. Ci rivedremo dopo la partita di domenica, quella con Cremona, ha detto il sindaco ai giornalisti al termine del vertice. Dunque riunione aggiornata alla prossima settimana. Ma si è parlato solo di questo? Proprio ieri mattina, in diretta a Sveglia Trieste, il sindaco aveva dichiarato di essere disposto a scendere in campo, con già presenti degli sponsor, per garantire il basket a Trieste, qualora diventasse certa la volontà del presidente della società, Paul Matjasic, di trasferire il titolo sportivo. Quindi Di Piazza aveva annunciato l'incontro con Arcieri. Cari triestini, sono pronto a tutto. Domani alle 14 ricevo Arcieri e a quel punto, come ho fatto mi sembra nel 2002, nel 2003 che sono diventato presidente e abbiamo salvato il basket eccetera, sono pronto a tutto. Vediamo domani alle 14 con Arcieri. A quanto pare però di questo non si sarebbe parlato. Sempre ieri nel pomeriggio ecco che anche la regione aveva detto la sua. L'ente si sta muovendo con riservatezza per garantire il futuro del basket a Trieste. Parole del vicepresidente della giunta regionale e assessore allo sport Mario Anzil, riprese poi anche dal governatore Massimiliano Fedriga. Supporteremo ovviamente qualsiasi iniziativa volta a garantire che la Pallacanestro Trieste, che io ricordo Trieste è la seconda piazza più importante d'Italia a livello di numeri, quindi sarebbe un danno penso anche per la Lega stessa veder penalizzata in modo così una piazza così importante. Continuiamo a lavorare, dopodiché, lo dico con chiarezza, io sono abituato a parlare quando ho delle certezze. Dunque, cosa succederà? Intanto godiamoci la partita con Cremona. Nuovo deferimento invece per la Triestina calcio, stavolta legato all'attuale gestione. Nel mirino della Procura federale gli amministratori delegati per il mancato deposito della documentazione finanziaria entro i termini. Sentiamo Bernardo Gulotta. Nuovo passaggio davanti alla giustizia sportiva per la Triestina, chiamata ancora una volta a rispondere di irregolarità di natura amministrativa. Il deferimento arriva dalla Procura federale su segnalazione della Commissione indipendente di vigilanza sui conti delle società sportive e riguarda direttamente l'attuale gestione. Nel mirino gli amministratori delegati Marco Margiotta e Oliver Mark Sentner, ai quali viene contestato il mancato deposito, entro la scadenza del 31 marzo 2026, della documentazione economico-finanziaria prevista. Tra gli atti non presentati figurano le relazioni del collegio sindacale e del revisore legale, oltre ai documenti allegati al bilancio e alla semestrale, inclusi gli indicatori di liquidità, indebitamento e costo del lavoro, nonché i report consuntivi e le analisi sugli scostamenti rispetto al budget. Un quadro che secondo la Procura configura una violazione degli obblighi informativi richiesti alle società professionistiche. Insieme ai dirigenti è stata deferita anche la Triestina, chiamata a rispondere sia per responsabilità diretta sia per responsabilità propria. A differenza di precedenti vicende, il procedimento non coinvolge le gestioni passate, ma si concentra sull'attuale assetto societario, riaccendendo i riflettori sulla solidità e sulla trasparenza dei conti del club. Aveva una serra indoor con 9 piante di marijuana in casa, arrestato 42enne triestino. Vediamo. Durante un normale controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Trieste Borgo San Sergio hanno fermato lo scorso 18 aprile, la notizia è stata resa nota solo oggi, un uomo che aveva reagito in maniera piuttosto nervosa. Insospettiti, i militari dell'Arma lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendogli addosso quasi 6 grammi di marijuana. I carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento dell'uomo, un 42enne triestino, sono stati trovati altri 400 grammi di marijuana
suddivisa in dosi e sacchetti termosaldati, e financo una serra indoor all'interno della quale erano presenti 9 piante di cannabis in crescita. L'uomo utilizzava una piccola struttura chiusa con luci artificiali, pareti riflettenti e sistemi di areazione per garantire cicli rapidi e costanti, le condizioni ideali per riprodurre le piante gestendo luce, temperatura, umidità e ventilazione. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il triestino era stato immediatamente posto agli arresti domiciliari, arresto convalidato dall'autorità giudiziaria la scorsa settimana. A Duino Aurisina invece i carabinieri della compagnia di Aurisina, in collaborazione con la Pro Loco Mitreo, hanno organizzato un incontro pubblico per sensibilizzare la popolazione in merito al problema delle truffe, con l'obiettivo di fornire ai cittadini strumenti pratici per orientarsi con maggiore consapevolezza fra i differenti canali di contatto in modo da individuare i segnali di rischio, ricordando di fare attenzione nell'aprire agli sconosciuti le porte di casa, diffidare delle apparenze e limitare la confidenza su telefono ed internet. A tutti è stato distribuito un opuscolo con le indicazioni più utili da seguire. I carabinieri stanno indagando su un episodio di aggressione accaduto ieri fuori dalla scuola Rossetti di via Zandonai, che attualmente ospita anche la scuola media Caprin. Aggrediti un ragazzino di 14 anni e una docente da parte di un minore di qualche anno più grande appunto della vittima, che sarebbe collegato a gruppi di ragazzi coinvolti in altri fatti violenti verificatisi recentemente in città. Intorno alle 14 di ieri il ragazzo è arrivato in scooter davanti all'istituto e ha aspettato l'uscita degli studenti. Una volta individuata la vittima, 14enne, il giovane gli si è avvicinato, lo ha minacciato e poi picchiato. Una docente intervenuta in difesa del ragazzo è stata a sua volta colpita ed entrambe le vittime sono finite in pronto soccorso, anche se in condizioni fortunatamente non gravi. L'aggressore è poi fuggito su uno scooter che, secondo le testimonianze dei presenti, non avrebbe avuto la targa. La cronaca del lavoro: sono pronti a scioperare nel caso in cui gli stipendi di aprile non arrivassero entro venerdì, come promesso invece dall'azienda. I lavoratori della Startec si sono riuniti oggi in assemblea. Vediamo. Un'assemblea molto partecipata di lavoratori e lavoratrici che vengono da anni di incertezza, di ammortizzatori sociali, di preoccupazione rispetto al loro futuro, che avevano finalmente tirato un respiro di sollievo alla fine dello scorso anno e che oggi sono seriamente preoccupati della situazione. Volti tesi e preoccupati alla partecipata assemblea dei lavoratori Startec di questa mattina. I sindacati hanno riferito dell'incontro di ieri che non ha fornito le risposte sperate, in particolare sul futuro del piano industriale e sui finanziatori, tanto che i dipendenti hanno annunciato possibili azioni di protesta se gli stipendi d'aprile non saranno erogati entro venerdì, come promesso dall'amministratore delegato sia ai sindacati che alle istituzioni. Abbiamo deciso e votato che qualora gli stipendi, che saranno il primo banco di prova delle promesse, degli impegni che l'azienda ha assunto, venerdì non fossero pagati, apriremo subito uno stato di agitazione e decideremo assieme le iniziative da fare. C'è grande preoccupazione, abbiamo visto facce tirate, insomma c'è forte preoccupazione di una situazione che sembrava essere risolta nel migliore dei modi, che improvvisamente ha fatto tanti passi indietro. Chiaro che c'è attesa, c'è ovviamente rabbia per quello che sta succedendo in questi giorni, ma anche la speranza che possa essere, diciamo, un brutto temporale che passa. Ecco. C'è un misto di smarrimento a consapevolezza ed è veramente strana questa cosa qua, perché il fatto stesso che gli stipendi non siano arrivati smarrisce le persone, soprattutto perché siamo in una situazione di un ammortizzatore e quindi c'è la gente che è penalizzata. E resta il fatto che comunque noi chiediamo rispetto per i lavoratori e rispetto per i sindacati, perché certe informazioni devono essere chiare e puntuali. Il presidente dei porti di Trieste e Monfalcone, Marco Consalvo, è stato eletto presidente di Trieste Terminal Passeggeri, subentrando così a Gianluca Madris. La decisione è stata presa oggi durante l'assemblea dei soci e lo stesso presidente Consalvo, oggi a margine di un convegno all'Università di Trieste, ha parlato dei dati sui traffici del porto, della situazione dello stretto di Suez e della stazione di Servola. Sentiamolo.
Preoccupa questo acuirsi potenziale della crisi energetica. Chiaramente noi siamo molto vincolati anche a Suez, quindi quando ci sarà effettivamente uno sblocco completo, oggi Suez lavora circa al 30% e allora per noi sarà un grande vantaggio. Fino a quando ci sarà un lavoro ridotto, diciamo, di Suez, saremo in difficoltà. Nonostante il sistema regga, anche in virtù del legame a livello di traffici fra il porto di Trieste e i mercati forti dell'Europa centrale e orientale, non si può ignorare la situazione dello Stretto di Suez e la durata del conflitto in Medio Oriente con la conseguente crisi energetica. È l'analisi di Marco Consalvo, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, a margine di un convegno dedicato alla portualità, ospitato all'Università degli Studi di Trieste. Ad oggi, comunque, il dato sui traffici è positivo. No, è chiaro che l'effetto, soprattutto sui costi energetici, sta impattando sul costo dei noli, sul costo dei trasporti, sia soprattutto quelli terrestri. In ogni caso i numeri anche di aprile non sono affatto male, vediamo, ancora un po' presto. È chiaro che abbiamo questa incognita della durata, della profondità e dell'estensione di questo conflitto e di questa crisi internazionale, che può avere, sta già avendo, ma può avere effetti molto più ampi. Ancora una volta Consalvo rimarca l'importanza dello sblocco della stazione di Servola perché rappresenta l'infrastruttura chiave per raddoppiare la capacità ferroviaria e logistica. Perché è fondamentale, senza Servola il porto non può avere sviluppo. Noi potremmo fare delle ottimizzazioni, ma un vero sviluppo non possiamo averlo senza la nuova stazione di Servola, che consentirebbe anche l'aggancio all'alta viabilità triestina e quindi un rapporto col territorio più efficace e migliore. Alla fine del prossimo anno si andrà al rinnovo della gestione del servizio idrico. Questa mattina Azione ha espresso le proprie perplessità in merito a una possibile gestione in-house da parte della Regione, ma l'assessore Scoccimarro nega tale eventualità. Sentiamo il servizio di Umberto Bosazzi. La Regione non ha intenzione di gestire direttamente l'acqua. Cosa diversa sarà verificare con il Comune che tipo di procedura di gara andranno a fare. La Regione non ha alcuna intenzione di gestire in-house il servizio idrico integrato su Trieste alla scadenza, alla fine del 2027, del rapporto con la Cegas. L'assessore alle politiche ambientali Fabio Scoccimarro lo ribadisce dopo che il direttivo provinciale di Azione, stamattina nel corso di una conferenza stampa, aveva sottolineato le ragioni che, numeri alla mano, renderebbero quell'ipotesi economicamente pressoché impercorribile. Di fatto dunque quello che Azione auspica per il futuro del servizio verrà messo in atto. Che a scadenza si proceda con un affidamento attraverso gara europea, perché crediamo che sia lo strumento più efficace per garantire la tutela di un bene pubblico e che questo bene pubblico venga correttamente valorizzato nell'interesse dei cittadini. Ricordo che c'è un ente di controllo, di gestione dell'ambito, che si chiama AUSIR, che nell'ultima assemblea hanno dato inizio a quello che sarà l'iter di gara. Nel mese di maggio, questo mese, ci sarà una delibera. Dopo questa delibera, prima di iniziare la gara, verranno sentiti appunto i sindaci, il sindaco di Trieste, per capire che tipo di procedura fare. Durante l'incontro con i giornalisti, Azione ha sottolineato un altro aspetto collegato al tema, ricordando comunque l'impegno dell'amministrazione regionale per i lavori del torrente Chiave. I calendiani rilevano come, a differenza di quanto accaduto in occasione di interventi analoghi effettuati da Cegas, i lavori in Porto Vecchio siano fermi e non vi sia una previsione per la loro chiusura. L'intervento sul torrente Chiave, che la Regione ha meritoriamente avviato nel 2024, è ancora in corso perché per poterlo realizzare e compiere in tempistiche determinate servono proprio capacità che non si possono, ripeto, inventare, ma vanno acquisite come le acquisite a Cegas nel corso di più di 100 anni di attività. Nasce il coordinamento Impresa Cultura Gorizia, l'annuncio ieri durante la celebrazione degli 80 anni dalla nascita di Confcommercio Gorizia. Vediamo il servizio. L'abbiamo declinata da livello nazionale a livello provinciale, siamo la prima provincia che apre appunto a questo mondo dell'impresa culturale.
Nasce il coordinamento goriziano Impresa Cultura sulla scia di quello nazionale Impresa Cultura Italia Confcommercio per rafforzare il ruolo economico e sociale della cultura, favorire il dialogo fra imprese e istituzioni, sostenere la competitività del settore e promuovere politiche e progetti in questo campo. È quanto annunciato nel capoluogo isontino in occasione dell'80° anniversario di Confcommercio Gorizia. Ma soprattutto l'abbiamo voluto fare perché va in continuità con quello che è stato il progetto dei Bandi Borghi che si è declinato su 3 anni, 24, 25 e 26, lo concluderemo fra poche settimane, che ha rivitalizzato sempre attraverso la cultura, ecco da qui lo stimolo e la continuità, riattivando tutta una zona della città che è la via del Rastello, così chiamata, la zona che si collega al Borgo del Castello, che era una zona depressa della città, una zona dimenticata, commercialmente dimenticata. Oggi noi l'abbiamo rimessa in moto. Durante l'incontro il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha annunciato di voler valorizzare ancora di più la Digital Art Gallery di Gorizia e guarda al futuro per l'attrattività del territorio. Entro qualche mese credo entrerà fra le prime 10 attrazioni più viste a livello italiano, ma vogliamo potenziarla e stiamo ipotizzando di fare il primo festival d'arte digitale europeo proprio a Gorizia, coinvolgendo artisti da tutto il mondo. I vincitori saranno esposti proprio alla Digital Art Gallery. Non solo, la proposta che ho lanciato proprio oggi per gli 80 anni di Confcommercio è quello di fare diventare di Gorizia il primo vero centro commerciale ma cittadino, cioè di una città non finto, ricostruito in un palazzo fuori, cioè la città può diventare attrattiva se riusciamo a fare accordi e portare le grandi marche del Made in Italy, i grandi marchi del Made in Italy a Gorizia. Cambiamento, una delle parole chiave dell'incontro di oggi, la capacità di rinnovarsi. Stiamo davvero aprendo Gorizia a un mondo nuovo, perciò la Confcommercio, ma anche tutti gli enti locali, il territorio che oggi conosciamo di Gorizia è piacevolmente condannato a cambiare perché ormai gli indici stanno cambiando. Pensiamo a Gorizia che in 50 anni aveva perso il 25% della popolazione, oggi abbiamo invertito la tendenza, nuovi insediamenti industriali, nuovi appartamenti, nuove attività di impresa, tanto turismo, tanto appeal. Ecco perciò la realizzazione di questo progetto della Nuova Gorizia necessariamente va realizzato con tanti stakeholder e ovviamente oltre che gli enti locali assolutamente anche le categorie che fanno impresa, in primis naturalmente Confcommercio. Ci fermiamo per la pubblicità, fra poco. Riprendiamo parlando del fenomeno delle truffe. Per combatterle arrivano Maxino e Furian, vediamo. Risate, sketch e parodie per imparare a riconoscere le truffe prima che sia troppo tardi. Al Teatro Bobbio di Trieste arriva Truffa Academy, lo spettacolo ideato dalla polizia locale assieme al duo comico Maxino e Flavio Furian per sensibilizzare i cittadini sui raggiri più diffusi, da quelli telefonici alle truffe online. L'appuntamento è per giovedì 14 maggio alle 18 a ingresso libero fino a esaurimento posti. Sul palco, insieme ai due protagonisti, saliranno anche Elisa Bombacigno, Raffaele Prestinenzi e Ornella Serafini. Attraverso situazioni ironiche e scene volutamente sopra le righe, lo spettacolo mostrerà i meccanismi con cui i truffatori riescono a manipolare le vittime, facendo leva soprattutto su paura, urgenza e fragilità emotiva. Un linguaggio leggero ma con un obiettivo preciso, aiutare le persone a riconoscere i segnali di pericolo e difendersi. È un nuovo canale di comunicazione che abbiamo deciso di aprire per intercettare ancora nuove fasce di popolazione e coinvolgerle su questo tema delle truffe. Trattare questi argomenti in modo divertente probabilmente è il modo giusto per raggiungere il risultato finale di sensibilizzazione e di contrasto alle truffe. L'iniziativa rientra nel progetto SOS Truffe, avviato dal Comune di Trieste nel 2025 per promuovere la cultura della prevenzione. Negli ultimi mesi la campagna ha coinvolto media, autobus cittadini, incontri pubblici e attività informative nelle circoscrizioni con lo slogan Riconosci, previeni, denuncia. Tutto nasce da un'importante collaborazione tra la polizia locale, che da sempre presidia questi argomenti come tutte le forze dell'ordine, e 5 performers che hanno saputo utilizzare le esperienze e le professionalità della nostra polizia locale, le loro conoscenze del territorio e concretizzarle in uno spettacolo teatrale veramente molto divertente. Con Truffa Academy la prevenzione esce dagli uffici e sale sul palcoscenico, una lezione di sicurezza travestita da commedia dove la comicità diventa uno scudo contro gli inganni di ogni giorno. Invito tutti il 14 maggio alle ore 18, Teatro Bobbio, ingresso gratuito, ci sarà uno spettacolo divertentissimo che si chiamerà Truffa Academy.
Vi proponiamo ora alcune immagini del Romeo e Giulietta dello Stabile che sarà al Verdi dal 9 maggio. Vediamo. Il sipario si alza su 2 cadaveri impiccati, quindi una serie di retroproiezioni trasportano lo spettatore in un luogo che inequivocabilmente, soprattutto al pubblico triestino, non può non rimandare alla guerra dei Balcani. Agiranno qui i protagonisti di una delle produzioni più attese dello Stabile regionale, il Romeo e Giulietta di William Shakespeare, che sarà in scena al Verdi da sabato 9 in alternanza con l'opera di Gounod, un progetto a dir poco intrigante. Diretto da Paolo Valerio, in cabina di regia anche per la lirica, lo spettacolo, oggi vi è stata la prova in costume e filata, racconta la vicenda immortale e infinita immaginata dal bardo con un piglio che si annuncia non tanto giovanilistico ma il più contemporaneo possibile, puntando su una scenografia particolarmente coinvolgente firmata Francesca Tunno, che molto duplica, e nella scena del ballo su melodie facilmente riconducibili a territori a noi viciniori. Giovani sono gli attori, come è giusto che sia, e chissà che la scelta non sia stata in qualche modo rafforzata anche dagli incontri che il direttore dello Stabile ha avuto nei mesi scorsi con gli studenti delle superiori, che non possono non aver incontrato la sensibilità di una persona come Paolo Valerio. Ad un primo sguardo i ragazzi, tutti professionisti intendiamoci, sembrano molto liberi di muoversi e gesticolare. Sarà bello per gli spettatori conoscere dunque il Romeo di Giacomo Albaitz Cohen, la Giulietta di Francesca Truci e il Mercuzio di Pietro Sparvoli, laddove la nutrice di Fulvio Falzarano già si fa ricordare. Dopo questo telegiornale trasmetteremo la versione integrale dell'intervento del presidente Mattarella a Gemona in occasione del 50° del terremoto. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.